Ieri avevamo auspicato un intervento del sindaco di Agrigento per vietare i botti di Capodanno. Ebbene, puntuale è arrivata l'ordinanza di Franco Miccichè, con la quale viene vietato dalle 21 di oggi alle 6 di domani, 1° gennaio, di vendere e fare esplodere artifici pirotecnici. Niente fuochi d'artificio, quindi, in tutto il territorio comunale. Il rischio in caso di inosservanza è di essere multati fino a 500 euro. Speriamo che l'importo della sanzione scoraggi tutti quanti e tutti osservino l'ordinanza, che tende soprattutto ad evitare seri danni per le persone. Ma ci sono anche gli animali che vanno tutelati dai botti. L'ordinanza del sindaco impegna le forze dell'ordine chiamate a vigilare attentamente. A questo proposito sarebbe opportuno prestare la massima attenzione nei quartieri periferici, dove a causa dei controlli, spesso quasi del tutto assenti, è più facile lasciarsi andare, fregandosene dei divieti.